Buonasera a tutti amici da Napoli 87, ma ragazzi subito, no? Ecco. E cerco la fortuna, Allora, non ci abbiamo nessuno per ora. Buonasera a tutti ragazzi. Andiamo con la partita, qua il volume. Scusate il ritardo, ragazzi, scusate il ritardo. Pubblicità, cominciamo che cazzo. Allora ragazzi, dai che si vince stasera, che facciamo Malu Milan nata voti, Ciolito Simeone, andiamo Ciolito, vogliamo là un altro gol vittoria con il Ciolito Simeone. A Milano il Ciolito ha deciso la partita e oggi potrebbe deciderla ancora lui, visto che Osimhen non c'è e gioca il Ciolito Simeone. Vediamo chi ci abbiamo in live, 2 persone, chi sono i commenti? Ancora niente. Ragazzi vi invito a lasciare like per supportare la live e condividete la live con i vostri amici e parenti e chi vi pare. Andiamo Napoli, ci cassiamo la capo, uriamola, facciamo la mano, uriamola. Senza te che la vita non ha stelle, mi ricordo di mare la senza io non chiedo nada. Abbiamo un signore curi. Napoli, torna campione. Vai Napoli, va! Vai Napoli, va! Vai, va! Vai Napoli, va! Eccolo qua, mettiamo il volume, vai! Essendo più vicino il Napoli vuole spingersi sempre in alto senza perdere l'abbrivio straordinario, ecco testimone in vista della doppia fila di Champions League che ovviamente accende di passione e di speranza. Kvicak Kvaratskhelia, premio per Kvicak Kvaratskhelia. Kvaratskhelia premiato come miglior giocatore è giusto di marzo, questo è il momento qualche minuto fa, per quale ha ricevuto, immagino registrato veramente soltanto qualche minuto fa, il premio come miglior giocatore di marzo. Queste sono le scelte dei 2 allenatori, cominciando dalla squadra di allora il Napoli 4-3-3, Meretti in porta, Mario Rui, Kim, Ramani, Di Lorenzo, centrocampo con Zelischi, Lobotka, Anghissà, tridente d'attacco Kvaratskhelia, Simeone e Politano. Praticamente Politano al posto di Lozano e Simeone al posto dell'infortunato Osimhen. Il Milan risponde con il 4-2-3-1, scusate, Maignan, Tomori, Hernandez, Chier, Calabria in difesa, Benasser e Tonali, dietro Krunic, Diaz, Leao con Giroud, prima punta. Vai Napoli, vai! Mandiamoci, puriamo, schiattiamo la capa, vai! Vai Napoli, vai! Vai Napoli, va! Vattene la pubblicità, c'è tutto quanta pubblicità, fa muc, da zona a te pubblicità, fa muc, c'è tutto fa muc, sta pubblicità, c'è scassato
Ancora, mamma mia, voglio vedere la partita da zona e tu ti blocchi ogni 3x2, oppure non ti blocchi e fai vedere la pubblicità. A che cazzo serve da zona? C'è dei soldi alla pubblicità e a te vanno a vedere la partita. Ancora, mamma mia, cioè, ci sfrandumate le palle da zona. Io ci avrei una pala, ma ci avrei una pala. Voglio un c'è scassato un cazzo da zona, eh? Che me ne fotterà la cupra, tanto nemmeno me la posso accattare, costa un casino di soldi. Buonasera Giuseppe Biancazzurro, ciao fratello e forza Napoli. Guarda, ma ci sta Meret Osimen, io sei, ha visto a Meret? La mascheretta e Osimen, anche lui ora fa Zorro il mascherato. Che ansia, eh? Dai che si vince, si mette più forte. Schiattammo la capa, schiattammo la capa. Buonasera Rino, buonasera e buona domenica a te delle Palme, a te famiglia, a tutti, forza Napoli. Grande Rino, come sempre. Forza Napoli, grazie Rino, grazie. Dai che li facciamo male. Intanto Di Lorenzo e Calabria si scambiano i gagliardetti delle squadre. Forza Napoli, andiamo vai giù, schiattammo la capa. Io la sto guardando pure, è normale che la sto guardando pure. Anche io la sto guardando. Di niente, Rino, di niente. Te sta pronta a te. Mamma Carmena. Ma che è? Giuseppe Biancazzurro, sto tremando, però l'avversario deve avere paura di noi. È ovvio, ci deve rispettare. Noi siamo un'Avala, siamo più forti, siamo primi in classifica, a più 20, a più 16, 17 sulla Lazio, che è seconda, che ha vinto a Monza, però ragazzi, noi siamo più forti, non ci sta niente da fare. Poi bisogna vedere alla Juve se gli danno quei 15 punti, ma anche la Juve non fa paura. Ci ha mandato 5 pallone a Napoli. Oh, deve aver paura sì. Ma anche noi dobbiamo avere rispetto del Milan, che comunque il Milan è la squadra che è stata campione d'Italia fino all'anno scorso e comunque va rispettata perché comunque la qualità ce l'ha ed è ai quarti di Champions. Va rispettato il Milan. Dai, li distruggiamo in campionato e in Champions. Ciao Matti, ciao. Speriamo. Io sono abbastanza fiducioso, dai, siamo forti. Se giochiamo da Napoli non c'è partita, non posso dirlo perché Milan comunque è squadra, ma ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare perché abbiamo tutte le carte in regola per poter passare il turno e per poter vincere anche stasera. Allora, ricapitolando, c'è Simeone al posto dell'infortunato Osimhen e poi abbiamo Politano al posto di Lozano questa sera. I cambi sono questi due, poi il solito Napoli, il solito tridente a centrocampo, la solita difesa, Mario Rui, Kim, Di Lorenzo e Ramani. Vai Kim. Ah, Kim, ma non sbagliare! Non sbagliare! Pangazzango, passo fatto. Intanto condivido la live, ragazzi, fatelo anche voi se non l'avete fatto.
Napolitano che prova a disturbare il fraseggio rossonero. Mignon ha appoggiato verso Kiev, un po' di pressione su di lui da parte di Zilinski, palla verticale, Giroud con la sponda, pallone che viene raccolto senza problemi da Rachmani. Sì, un Milan che vuole uscire palla a terra, un Milan che vuole uscire cercando di giocare, l'alternativa resta poi la palla tutta su Giroud. Di Lorenzo con l'apertura, ancora Lorenzo Napolitano. Secondo te quando finirà? Vai! Simeone su. Si capisce subito che per Leao non sarà solamente una serata offensiva, perché c'è da seguire. Di Lorenzo, il capitano del Napoli, la fascia destra del Napoli è sempre molto propositiva. Protagonista in nazionale, due interventi, due istantanei, come ricordava nel prepartita Federica Zidane, assolutamente splendide, ipnotizzando Depay contro l'Olanda da Destin, poi la parata super su Collins, che ha salvato il risultato della sua Francia. Contro l'Irlanda, a proposito di Francia, Fernandes, dopo di ritorno per lui, possibilità per il Milan, Acchiappa chi? Grande Meret, però mamma mia. Buco, Diaz. Per me 1-1 o 2-1 Napoli. 1-1 o 2-1. Buonasera, 100 subs with mem video. Forza Napoli, sempre Forza Napoli, amico. Se non sei iscritto, iscriviti al canale. Lascia like, ovviamente, condividi. Fa quello che vuoi tu. E Forza Napoli, sempre. Benvenuto sul canale, benvenuto. Vieni a supportarci, supportaci anche te, che bisogna vincere. Dopo l'espulsione Empoli per la squalifica si era diviso soltanto in Champions League nel match in casa contro l'Eintracht. Anch'issa prova a difendere questo pallone, quindi arriva da parte di Beccasser, insiste il Milan. Però pressalo. Buonasera Giovanni Ciotola, fai vedere la TV. No, bloccano Giovanni, non posso. Buonasera fratello, ma non posso. Puoi ascoltarla se vuoi restare qui in compagnia. Simeone merita spazio, purtroppo per lui, con un mostro così come Osimhen davanti, secondo me può far bene questa sera, sì, può far bene altre partite, ma Osimhen, Rino, Osimhen è un mostro, l'hai appena detto, è un mostro. Difficile togliere il posto da titolare ad uno come Victor Osimhen, però Simeone può farsi valere proprio in queste occasioni, capito? Dobbiamo dare fiducia a Simeone che ci ha ripagato già qualche volta con i gol decisivi. Proprio all'andata con il Milan fece il gol del 2-1. Attenzione a Brahim Diaz, grande Mario Rui. Il Milan, Fernandez. Oh, ancora. Oh, e piglia qui. Oh, sì. Il Milan si spinge in avanti, il Milan gioca. Secondo te ce la fa per i quarti Osimhen? Spero di sì perché è molto importante Osimhen per i quarti di finale, Matti, perché per me è fondamentale, devi avere a disposizione tutta la squadra, perché con questo Milan è imprevedibile, giocarsi i quarti di finale è dura. E con Osimhen secondo me siamo avvantaggiati, ma senza Osimhen è un po' difficile, te lo dico. Non si scompone allontana verso Kvaratskhelia che prova a difendere il pallone da Sappa di su di lui, ancora Giorgiano, a proposito da parte di Anchissa, sempre possesso Napoli,
apertura verso Mario Rui, quindi Zilinski, posizione regolare, può andare Zilinski per chiesto di lui, palla terza, cerca... Ah! Cazzo Simeone. Mamma mia, alta, ci è andato vicino, ci è andato. Zelinski, Simeone e mezzo, alta, madonna. Ha anticipato Tomori, però l'ha buttata alle stelle, peccato. Occasione Napoli con Giovanni Simeone, ma niente. I primi richiami se li sta prendendo Leao, lo vuole costantemente sul filo del fuorigioco, quindi molto avanzato, non vuole neanche riscattare indietro, non vuole le coperture, non vuole sul filo del fuorigioco. E poi grande Krunic ci sta indicando di giocare più sulla destra per portare sulla destra Zelinski e contestualmente controllare meglio anche il VAR. Andrei anche dalle parti di Alessio e Giuseppe, invece in marcatura stretta su Spalletti. Se di solito dice sempre la parola osi Spalletti, il risultato oggi non cambia perché dice sì nella palla su Simeone, sempre con un'altra cosa, Di Lorenzo deve essere coinvolto da tutta la squadra, fate entrare nel gioco. Sì, giocatore ovviamente importantissimo quando viene coinvolto, come i numeri dimostrano in maniera inequivocabile. Qui c'è un tempo, sarà possesso per il diabolico, ovviamente, che si sta ascoltando Luca Marelli con le sue lenti, come il freno di immagine, pronto a intervenire. Se ci sarà bisogno di approfondimenti arbitrali, qui non ci sono grandi dubbi. L'intervento di Lobotka è certamente falloso, Daniel Benasser, pubblicato in quel centro di Milan. Si sono lamentati gli altri perché Giroud voleva il vantaggio, si era creata una situazione positiva, ma da qua aveva già rischiato. Fernandez, ancora Leao all'impostazione, può provare ad andare. Arriva anche dopo la parte che Chissà, alla seguita verso Benasser. Arriva l'intervento di Simeone in copertura, quindi il Napoli che può provare ad uscire da Quarscheglia. Suggerimento ancora, per centrare anche il surdo, perfetta scelta di tempo da parte di Tomori, che riesce a tamponare una situazione che si era molto complicata. Ma il solito è vivo, Vabbè. Sono prima di stasera 213 minuti in campionato, un gol di 71, quindi aggiornando adesso diventano 222 minuti, un gol di 74, non cambia la sostanza, ha già guadagnato il proprio record personale in Serie A di gol partendo dalla partita, 3 per il Sciantico Simeone. Andiamo Napoli. Importante della stagione del Napoli, fin qui. Dando gioco al Milan da dietro, Tomori, Kier, pallone per chi cazzo è questo? Kier lancio lungo a cercare Giroud, ma troppo lungo, c'è Meret. La fusione Meret-Osimhen. Kim, pallone per Kim. Ramani. Avanza Rachmani. Cerca Di Lorenzo, lancio lungo per Simeone. Ah, però chi era anticipa Simeone. Tomori, palla per il Milan. Hernandez. Pallone per Giroud, Giroud per Leao. C'è Politano, bravo Politano a deviare il pallone. Però la tocca Leao, rimessa per il Napoli. Grande Politano. Rimessa per il Napoli. Vai Kim. Mario Rui. Pallone per Kvicia. Vai Kvaratskhelia. Salta l'uomo. Va Kvaratskhelia. Ancora Kvaratskhelia. Non lo prende nessuno. Poi c'è l'uscita di Maignan. Grande Kvicia. Grande Kvaratskhelia. Lobotka. Kvaratskhelia, ancora Kvaratskhelia, in mezzo a due, Kvaratskhelia, allarga per Politano, in area per Anghissà sbaglia tutto. Mamma mia Kvara, che aveva combinato. Quando aumenta la velocità degli scambi è veramente pericoloso, ma l'unico controllo di Kvaratskhelia è stato entusiasmante come lui ha questa capacità perché tiene sempre la palla sotto il ginocchio, sempre. Guarda quel tutti un tocco davanti a Kier, la velocità. Però buon lavoro difensivo di squadra del Milan con protezione
attenzione attenta alla parte di Megnan, dall'altra parte Leao, verso del Besser, contro testa di Akmani, Anchissa, Politano. Devo sempre dire che per ora è più preso nella marcatura di Lobotka, non riesce ancora a dare quella qualità tra le linee che dovrebbe. Sfida tra registi puri, Sì. Tra l'altro Lobotka ha un dato impressionante, meno di 100 passaggi sbagliati in campionato, i numeri del calcio hanno un valore relativo, però quando si arriva ad aprile, la stagione inoltrata, sei il secondo migliore in Europa per percentuale dopo Toni Kroos, cosa vuol dire? Cioè, 94% contro il 95,1% di Toni Kroos per percentuale di passaggi corretti e tantissimi palloni, quasi 1700 giocati. Insomma, stiamo parlando poi di Toni Kroos, quindi giocatori che fanno parte già dell'Olimpo del calcio. Pronto Calabria per la rimessa laterale. Anche lui assegna in quell'agosto del 2018, il gol momentaneo del 0-1. Pronto a battere la rimessa con le mani. Allora ritorna, poi preferisce spazzarlo per evitare qualsiasi guaio. Arriva Kim, poi Di Lorenzo. Vai Kim. Pallone per Anghissà a centrocampo. Anghissà che la gira per Politano. Politano avanza il centrocampo, supera il centrocampo, ancora Politano si accentra. Politano tira, deviazione di Tonali, calcio d'angolo per il Napoli. Grande Matte, vai Napoli, vai. Calcio d'angolo, siamo al 13° minuto e 30 secondi sul cronometro. Ci sono Kvaratskhelia e Mario Rui sulla bandierina, dalla bandierina. Anzi c'è Zielinski. Batte Zielinski. Niente. Pallone allontanato dalla difesa del Milan. Lobotka, Mario Rui. Ancora per Lobotka. Lobotka indietro da Meret. Vai Meret, va. Lobotka. I must crave a watch. Cazzo. Oh, vai Cimolo! Troppo lungo, mannaggia. Sì, è già la seconda volta che Tomori si fa trovare un prodotto in tutta la sua ricompensa fisica e va a chiudere l'accelerazione di Simeone. Si fanno sentire molti tifosi rossoneri. Settore del Milan, Gremito, fanno soldato. Apertura della zona interna, si può provare a manovare, quindi appoggio verso Leao, che prova il cross profondo con il pallone che viene lasciato sfilare da Mario direttamente molto nel fondo. Sarà dunque un possesso per il Napoli, non più di Calabria atrás. Questa forse la soluzione di Enzo, un po' frettolosa la scelta di Leao, che voleva che desse tempo a Giroud di piazzarsi. Mi sta piacendo invece l'approccio di partita di Brahim Diaz. Sicuramente sarà anche protagonista della prima occasione rossonera. Di Lorenzo. Anch'essa, Di Lorenzo. Era un passaggio alla vita strana in realtà tra Meret e Kim, cioè come il portiere, e a porta della zona di Kim, che può provare a salire. Sbaglia la giocata, Calabria, quindi di partenza per Brahim Diaz, che ha appoggiato verso Giroud. La pressione da parte di Simeone nel duello tra attaccanti, arrivato Calabria per l'animazione, aperto per Brahim Diaz, una volta al via la cade Brahim Diaz. Leao! Fanculo, vaffanculo, maledetti, ma che bucata. Per andare via e spezzare la marcatura di Lobotka. Guarda che giocata 1-2 e poi ancora più sontuosa la palla per Leao, che è freddo e torna al gol. Bel gol, bella azione del Milan.
Nell'azione del Milan di Brahim Diaz che è andato via in mezzo a due, pallone filtrante, Leao in mezzo a due in difesa, brucia il tempo a Ramani e fa gol. Ragazzi, polli perché ci siamo fatti fregare lì, lo Botka e l'altro centrocampista. Ci sono forse un po' di proteste per questo gesto di Leao sotto la bomba del Napoli. Questo organizza il pallone che viene messo in campo poi il sano centro di collezionismo dove non si gioca più con questo pallone, quindi è una casa di una passione Redarguito anche da Bielsa. Andiamo proprio da ricordare Giuseppe parla per i Casille, una serovia di Alessio. Sì, tra le spiegazioni del gol subito, la prima all'interno del Napoli c'è che innanzitutto una partita trovata chissà, che non è molto coinvolto nel gioco, Spalletti non vorrebbe più presente, si stacca e non aiuta in questo Lobotka e Politano. E poi non va più orizzontale adesso Spalletti, la prima da qualche minuto. E anche dalle parti però di Federica Zilla proprio per quello che si sottolinea ovviamente la grande franchezza di Leao che si sblocca e anche risultati. Sì, l'esultanza sottolineando a tutta la panchina, ma pure non ha preso tanto tempo a risultare perché aveva la difesa un pochino da sistemare, chi è Tomori, ha richiamato loro due, questo è stato un pit stop per quanto riguarda Mignani, infatti il gioco è partito con qualche secondo di cambio perché si doveva rimettere i guanti, quindi qualche problema probabilmente risolto da parte di Mignani. E di radicare per il sabato scena avrebbe comunque recuperato per tempo, mentre si è stato un attimo in sospensione a parte di cose del Milan, perché quando no, magari si era preoccupato pensando a un possibile check, perché in questo caso era ovviamente da farsi, azione molto lineare, iniziata per la Calabria, impreziosita da una giocata super di Brahim Diaz. Ci hanno fatto un bel gol, abbiamo fatto un errore a centrocampo, infatti. Apprezzare in due, si sono fatti fessi tutte e due da Brahim Diaz che ha fatto una grande giocata in mezzo a due e poi ha dato strada libera per Leao che ha bruciato sul tempo ai difensori. Brahim Diaz su Mario Rui e Lobotka, grande giocata. L'esterno sinistro ha dal fatto dello spazio alle spalle del difensore centrale e quando taglia così è difficile prenderlo. Tra l'altro va ricordare insomma la grandissima solidità difensiva Meret veniva da 7 clean sheet nelle ultime 8 gare, soltanto Mischino aveva fatto il gol nelle ultime 8 occasioni con il portiere del Napoli, volendo si può aggiungere anche Napoli-Atalanta quando non c'era Terra, Napoli comunque poteva subito gol, insomma quello che sappiamo è la straordinaria solidità difensiva del Napoli e viene riuscito però a passare con il gol di Leao dopo aver avuto anche un'opportunità di prendere 6 minuti con Brahim Diaz. Vediamo, pronto per il mio cerca Calabria prolunga per Brahim Diaz, anticipa la parte di Kim che legge benissimo questa situazione da parte di Che cazzo, non si capisce col Zelinski. fuori partire il via qua, avanzata la parte di Fernandez in mezzo a due da Politano riesce a intervenire Grande Politano, grande Politano. senza fretta ricomincia la Kim mentre Fernandez va a recuperare la posizione e viene comunque a sistemarsi tatticamente la serve di Armani l'appoggio verso Di Lorenzo Anghissà ancora Politano accompagnata l'uscita da Fernandez fa Napolitano torna c'è una reazione la rimessa è per il Lo sai perché in questi primi 20 minuti la mossa di Pioli di giocare con 3 centrocampisti veri e dislocare Brentia sulla destra sta pagando perché centralmente il Napoli ha pochissimo spazio. la densità che sta riuscendo a mettere sul piatto la formazione rossonera sicuramente una gara importante Tomori palla da dare profondo cercava Benasser ha trovato Kim Ma il colpo di testa di Lorenzo quindi Giroud a calcio del pallone arriva Chissà legge bene questa situazione sceglie un efficace retropassaggio grazie al proprio portiere quindi Mario Rui
Sono 150esima in Serie A con la maglia del Napoli. Zinizzi, Lobocchia, Chiesa. Ancora un'impostazione da parte di Armani. Anch'essa alla verso di Lorenzo. Scalato Tunani in quella zona. Altra cosa verso Lobocchia. Tanto fatto da Benasser ovunque. Il giro palla di Armani, palla per la metà strada, arriva Calabria in anticipo, Krunic in qualche modo allunga, quindi Benasser, un altro scambio, cerca... Andiamo, cazzo! Ci dato l'asso solo. Andiamo. Vai Anghissà, bravo Politano. Vai, vai Politano, vai Di Lorenzo. Ma si pallone. Ma vaffanculo che l'ha presa in spalla la prima. Sì, da buono è vicinissimo, anche se secondo me l'aveva presa con il pettorale. Non l'aveva presa di mano, porca puttana, non l'aveva preso con braccio. Era aperto, era, mannaggia. Non era mani, era aperto, era, porca infame. Vai. Andiamo, vai Di Lorenzo. Ma guarda come chiagnano, guarda come chiagnano. Perdendo un po' tutto. Questo è il momento della sua protesta, nel quale avete visto l'arrivo del direttore di gara. Anch'essa arriva in auto col pallone, ancora Giroud, possibilità per il Milan. L'apertura cerca nuovamente Brahim Diaz. Preferisce ricominciare qualche metro più dietro. Quindi lavora a parte di Fernandez. Nuovamente Leao, ma verticalmente trova la copertura efficace da parte di Armani. Meno efficace la giocata di Lobocchia, metà strada tra Politano e Di Lorenzo. A parte di mani Spalletti che ovviamente lavora sulla psicologia dei suoi giocatori. Sì, però nel Napoli credo debbano salire un pochino di livello Zielinski e Anghissà soprattutto, sono loro due. Sì, perché non si vedono proprio Zielinski e Anghissà in questo momento. Il centrocampo del Milan sta avendo la meglio. Oh, guarda là, porca puttana, fate fare quello che vuoi alle altre. Oh, oh, è che ti è morto. Cazzo! Ma era visto che... Io non lo so, da solo, vai ad affanculo, ma che cazzo? Vai ad affanculo, vai. Un giocatore che ha delle qualità straordinarie, quel centropasso ha avuto la lucidità, lo voglio rivedere, aveva il pallone sul destro, ma aveva il difensore del Napoli in scivolata. Guarda là, guarda. Da solo, guarda là, porca infame. Calabria solo. Eppure dietro. Gran gol. Diaz oggi grande assist in mezzo a due per Leao e fa un grande gol in mezzo. No, guarda là. Mette a culo per terra Mario Rui. Sul piede del giocatore del Milan, però qui la densità attaccata alla rigore con un cross praticamente da via di fondo con 5 giocatori tutti pericolosi, c'era Giroud, c'era Calabria sul secondo lato, c'era ovviamente Brahim Diaz, insomma ha fatto la differenza. Il Milan sta vincendo la cosiddetta battaglia di centrocampo e non trova le contromisure per Brahim Diaz. Deve salire di livello, Anghissà, Zielinski devono cominciare a entrare in partita. 26 minuti sul cronometro, 2-0 Milan con Leao e con Brahim Diaz, giustamente in cui direi per un distacco, miglior giocatore del match, grande merito sia sul primo che sul secondo gol. Napoli che ha bisogno di ritrovare equilibrio. La buona notizia per la Spalletti che di tempo ce n'è tantissimo. La buona notizia per il Milan perché questi 26 minuti sono stati veramente da sogno per la squadra di Fiori. Occhio Kvaratskhelia, prova 1 contro 1, con Calabria, con il tanto, fa correre Mario Rui, Mario Rui per sterzare. Vai, vai, Mario Rui. Brahim Diaz su di lui.
Cazzo, dovevi non sta subito. Se si accende Giorgiano, il Napoli cambia faccia, intanto concentratissimo lì. E qui la grandissima giocata sull'asse Guara Mario Rui, che conosciamo benissimo. Non ci sto, non ci sto. Ma che è stasera, ma che cazzo, veramente. 5 saltatori del Napoli, anzi 6, perché c'è anche Rachmani che sta per entrare in area di rigore. 6 in area di rigore. Vai, La battuta a cercare ma vai, cazzo. Kvaratskhelia la caccia del pallone, intervento da parte di Tonali, allunga direttamente in out, sarà rimessa Napoli. Ma quanto sembra tornato a suo agio il Milan con questo sistema di gioco che è ritornato in versione tricolore anche come confidenza. Come veduto certamente. Adesso Vai, Lobo. riceve la chiesa, prova. Vai, mamma mia. Un altro momento del tiro da Fernandes. Poi uno contro uno, intervento l'assistente da Paolo Centini, alzato la bandierina, sarà la posizione per il Milan. Ha provato la soluzione della distanza alla bocca. Magnano. Gli arriva un bacio più avanti, sì, ha preferito non rischiare la presa, ma fa bene il Napoli a alzare anche un po' l'intensità da un punto di vista del napolismo. E anche a provare vedendo delle soluzioni dalla distanza, a cercare anche l'episodio emotivo per rimettersi in partita e per cambiare il corso degli eventi. In una serata in cui molto rossonera, dopo 28 minuti. Pronto Magnano. Cerca la profondità su Giroud. Colpo di testa in anticipo da parte di Rachmani. Leo. Fernandes. Ancora Tonali. Retropassaggio. Con calma Chiera, ricevuto la Tomori. Magnano. Interventi in anticipo per un attimo da parte di Mario Rui. Altro colpo di testa, lo bocca, svolta verso Mario Rui. Quindi Kim. Rachmani. Rachmani. Apertura verso Di Lorenzo. Palla che viene messa in out, l'intervento da parte di Leao. Quando i tifosi del Milan si sentono molto anche perché come vedete non ne mette lento, ha parlato anche in conferenza stampa Luciano Spalletti, non c'è il consueto supporto di bandiere e striscioni da parte dei tifosi del Milan, c'è ovviamente tantissimi tifosi del Napoli che stanno sostenendo la propria squadra, ma insomma quelli del Milan fino a questo momento cantano molto e ovviamente soddisfatti per l'atteggiamento. Vai, vai, bel pallone. Dall'altra parte è in corso spunto l'apertura Kvaratskhelia, ancora palla sul destro, nuovamente Mario Rui. La pressione di Calabria, l'appoggio della zona di Lobocca, con Anissa. Apertura a cercare a trovare fuori Calabria, ora non riesce a vederla in campo, sarà rimessa la tenere per il Milan. Sta sbagliando tanto, Anchissa sta sbagliando tanto, anche in fase di appoggio. C'è bisogno della qualità degli interni del Napoli. Pronto Fernandes per la rimessa laterale, mezz'ora del primo tempo. Se la prende comoda, qualche bubbugno da parte dei tifosi del Napoli, rinvio da parte di Tonali, palla direttamente sulla testa di Kim, prova ad arrivare Zielinski, prolunga, chi era lontano. Andiamo, cazzo. Diaz, poi il pallone toccato. Zielinski, scite da sto suono, mannaggia. Mannaggia a te tutta la Polonia, mannaggia. Anche Anchissa, oh, stanno rumendo proprio, cazzo, a mo'. Apertura verso Di Lorenzo. Anchissa, col fisico, vince. Vai, vai. Riesce a servire Simeone. Prova. Ma passa la cazzo. Tanta pressione su di lui, buoni contributo, sia di Benasseri che di Leao. In mezzo al campo il Milan è reattivo, che è aggressivo, guarda come va, non lascia giocare. Vai, vai, sali. Vai, cazzo. Velo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Vai. Ma... Lo scambio faticoso ma più efficace con Tonali, quindi Fernandes. Vai Diaz, Tonali. Palla che finisce in out, sarà ancora possesso. Diaz che è arrivato addirittura dalla parte sinistra a dare superiorità, gioca a tutto campo, è difficile
Non segnava in Serie A dal 22 ottobre Brahim Diaz, 14 partite consecutive a secco. Ovviamente il gol decisivo contro il Tottenham non è il dettaglio, tutt'altro. Però il campionato lo segniamo proprio dal desktop come Juve, 22 ottobre. Quest'oggi ha avuto un grande merito non solo sul suo gol personale, ma anche in occasione del vantaggio di Real. Il gioco fermo, intervento palloso, punizione Milan, Ribery. Zilinski prova a disturbare possesso rossonero, ma è un po' ruvida e dunque Buonasera Nicola, buonasera. Sì, stiamo giocando male. Il Milan sta meritando di essere sul doppio vantaggio, nulla da dire, stiamo giocando male. Bisogna essere obiettivi. Niente, proprio non ci siamo. Anghissà e Zelischi proprio, non lo so, irriconoscibili. Ma anche Politano di là. Kvaratskhelia ha pochi palloni, gli servono, che può fare da solo. Il Milan finalmente ha capito che doveva tornare a giocare con il 4-2-3-1. Il Milan c'ha potenziale, io l'ho sempre detto, attenzione, no? Non sottovalutiamo il Milan perché il Milan è una grande squadra. Fino ad ora ho ragione, ci sta a perdere oggi, non fa niente, lo so. Io spero di no ovviamente, però il Milan sta giocando, sta meritando fino adesso. Fino ad ora sta meritando il Milan. Poi c'è tutto un secondo tempo, ci sono altri 15 minuti nel primo tempo, la partita può cambiare, cioè è ancora lunga, speriamo. Vai Kvara, vai Quiscia. Andiamo Politano. Oh, fallo! Oh, giallo! Ma Raspadore è in panchina? Lui è importante nel periodo in cui non c'era Osimhen, ha fatto benissimo. Sì, dovrebbe essere disponibile Raspadori, se non vado errato. Ora do un'occhiata alla formazione. Vado un attimo a vedere. Intanto fallo di Giroud su Politano. Punizione per il Napoli, Zelischi sul pallone. E nemmeno il giallo ha dato, se non mi sbaglio, niente. Vai Ramano. Andiamo. Sì, Raspadori è in panchina comunque, Nicola, sì, è disponibile, è in panchina. José, io me lo immaginavo che andava a finire così. Il Milan sta facendo una grande partita sia offensiva che difensiva, riesce a bloccare tutte le manovre del Napoli che partono sull'esterno da Politano e da Kvaratskhelia. Sta facendo una grande partita difensiva e poi in avanti c'è quel Brahim Diaz, Tonali e lo stesso Leao che si muovono molto bene, ragazzi. C'è nulla da dire. C'ho niente da dire, ragazzi. Il Milan sta meritando. Speriamo bene, speriamo di poter cambiare con un episodio la partita e magari di vedere a Zelischi anche chissà che cominciano a giocare, perché veramente
Boh, non c'hanno la testa, non lo so. Boh. C'era Osimhen in campo, se li mangiava. Diceva, che cazzo stiamo facendo? Voi, Osimhen, manca la cazzimma di Osimhen in campo, ma. Bellissima, anche quelle sono tanti contenuti che vanno oltre i 90 minuti, che rappresentano ovviamente il centro. Andiamo, andiamo. Vai, vai. Bisogna di accendersi il centrocampo del Napoli come centrocampo a destra Maccioli fino a questo momento pochi lampi da parte sia di Anghissa che dello stesso Zilinski, mentre sicuramente il centrocampo rossonero soprattutto con il contributo Vai Ramani, vai. Vai. anche con l'aggressività di Benasseri Passala sta cazzo di palla. e Krunic sicuramente più Gabriella. C'è un fermo intervento su Giroud, calcio di punizione per la squadra di Juve. E mai come in questo caso possiamo dire che Buonasera Sonia. Dai che ce la fate, farete, io sono con voi, dai tranquilli, quest'anno è vostro, felice per voi dalla Parmigiana. Grande Sonia, un abbraccio, forza Napoli sempre, speriamo di vedervi in Serie A, dai, perché il Parma comunque è qui vicino, è una bella squadra, il Parma merita la Serie A per la città, per tifosi come voi, che merita, mi farebbe piacere. Però stasera è difficile, lo dice pure Rino, stasera è complicata la partita, se riusciamo a pareggiarla già è tanto, che la vedo difficile stasera. Questa sera, visto il risultato del primo tempo, 2-0 dopo 26 minuti, questa se la pareggi già è tanto, già un buon risultato. Si è complicata da subito la partita. sempre lo bocca con calma Tim, quindi Mario Rui sulle sue piste sembra in Diaz, ha giocato su Anghissa, Tonali sul 99 del Napoli, quindi Kvaratskhelia a appoggio ancora Mario Rui, bambino Mario Rui. Oh, e falle chi ti è morto, fischi chi ti è morto. Ma vaffanculo, vai, sabbi 3 merda. No, Rino, ora rosso no, però c'era fallo, che non gliel'ha dato proprio forte, ma c'era fallo tutta la vita, cazzo. La giornata pre-pasquale si cominciava alle 17 con Salernitana Inter, poi alle 19 Lecce Napoli, alle 21 Milan Empoli, poi tutto il resto della giornata sabato come fosse una domenica, sabato pre-pasquale, intanto a quel disperato Kvaratskhelia che voleva possesso per il suo Napoli, cambia fermo a terra, rivediamo. Ancora un contatto, sembra calciato il pallone che poi è finito nelle parti intime di Galassi. È esattamente quello che dice il direttore di gara. Io approfitterei per fare una mini ricognizione su questo e ovviamente anche sugli altri episodi da Varelli, anche per avere un'idea sull'indirizzo arbitrale, sullo stile di arbitraggio di questi primi 42 minuti. Luca. Per ora poche criticità per Raduano, forse qualche cartellino giallo, anzi se fosse un cartellino giallo per Mani che è entrato su Giroud che aveva già scaricato il pallone, per il resto una conduzione legittima, corretto il cartellino giallo per lo Bocca, non c'era alcun fallo su Mario Rui in partenza d'azione prima della posizione per il fallo su Diaz. Beh, è una sorta di mini Varelli in un minuto su questi primi 41 e 30 del primo tempo, dal punto di vista ovviamente dell'arbitro e della squadra.
assistenti e VAR. Tanto si è rialzato Canale che è pronto a entrare, ha giocato profondo a cercare Giroud, tentativo di sponda, non sbaglia Kim, allontana questo pallone, quindi lo tocca, nuovamente anch'essa, quindi Mario Rui prova ad uscire da pressione di Brandea. Sabato e merda, veramente, Rino, mamma mia. Non ancora uno, non c'erano falli a favore nostro, non c'era. È vero che togliendo i falli, ora non voglio piangere, il Milan sta giocando meglio di noi, però cazzo, fischiano un fallo a favore nostro, non ci stai fischiando niente, tutto gol, c'è dai. Vai, vai. Ah. Io sai, non voglio perdere lo scudetto però. Dai, io sai, non ti preoccupare, è una partita. È una partita. Ora con una partita non è che perdo lo scudetto, mamma mia. Brandiavez vicino a 3-0. Però questi ci stanno accendendo tutte le guature. E sabato e merda, non fischia mai. State fuori il vostro cuore passionale, siete più forti. Ah. Questo dal punto di vista di Politano, ovviamente Marelli c'ha. Eccolo qua, il braccio destro. Braccio destro, poi c'è stata la deviazione, dunque c'è stato il calcio d'angolo, 43 minuti sul cronometro. Poi magari capiamo Marelli su questo, ma intanto si chiama il calcio d'angolo del Milan, che ha 5 saltatori da rigore. Dentro Leao, Tomori, Kier, Giroud, oltre a Krunic. Ecco la battuta in mezzo, cercare Krunic che viene anticipato. Insiste ancora il Milan, ma lo dovrà fare con una richiesta laterale a propria disposizione. Primo tempo di grandissima intensità, per anche agonistica. 70 secondi al 45esimo, so che Marelli già pronto, magari da un frammento, prima c'è a seguire questa rimessa laterale, se la prende comoda, Calabria, qualche mugugna da parte dei tifosi del Napoli, insomma il Milan sa, sarebbe importantissimo chiudere in questo modo il primo tempo. Della serie. La pressione da parte di Mario Rui, la rimessa laterale per il Napoli, e andiamo allora da Cavanelli, Luca. Napoli che si è lamentato per un possibile fallo di Leao su Politano, effettivamente Leao ha allargato un po' troppo le braccia, probabilmente Rapuano avrebbe fatto meglio a intervenire per assegnare calcio di punizione senza sanzione disciplinare a favore del Napoli. Andiamo, cazzo! Franchissà, vai però! Oh, fallo! Ovviamente anch'io, Rino, scelgo questa perché comunque c'è tanto margine importante in campionato. Qualche passo falso lo puoi fare ancora, lo puoi ancora commettere, mentre in Champions League c'hai solo 2 partite, andata e ritorno, e non puoi permetterti di perdere, lì devi andarla a vincere per poi passare il quarto di finale e andare in semifinale. Sono d'accordo con te. Punizione per il Napoli. Io sei il calcio mai dire mai, tutto può cambiare, può succedere in qualunque momento, coraggio, c'è tempo ancora. Sicuramente Sonia, spera, calcio d'angolo, oh, ha toccato a Giroud, calcio d'angolo. Vai Napoli, 4 minuti di recupero a fine primo tempo, dai, fai sto gol. Oh, fallo! Oh! Mannaggia miseria, Stabile ci ha scassato un cazzo. Vai. È nostro, è nostro. A dove? Mario Rui, mannaggia. Ah, ma fischi tutte cose chi ti è morto. A sto Milan, fischi tutte cose, sta a me. Giorgio, va a te, va.
ci scassa pure tu. Probabilmente il fallo c'era perché la maglietta si tira, ma penso che Spalletti possa davvero per la superficialità del pallone. alla verticale di Kier che cerca Giroud, arriva ancora Diocci da parte di destra, rischia qualcosa in Napoli, Giroud recupera il pallone 1 contro 1, prova a tenerlo in campo, Politano recupera, quindi Napoli che può provare ad uscire, ma la fa malissimo, allora Fernandes, ancora Fernandes, chiuso dall'intervento. Vai, vai, vai. Quindi Politano, ripartenza Napoli in campo aperto, Dio davanti per 0, ma un po' fiduciato in questa circostanza. Politano, porca puttana. La situazione su Politano. Che bravo, ha temporeggiato senza far fallo, bravissimo. Proviamo dall'altra parte, se ne sono dati 2:30 di recupero, ancora 90 secondi da giocare in questo primo tempo. Brandiers ha servito bene a sé. Ancora Brandiers, ancora bene a sé. Teo, ancora Brandiers, Leao, alla dentro, sponda Brandiers chiuso alla fine dell'intervento. Andiamo, cazzo. Sono la carica per il Napoli dall'altra parte. La corsa di Kvaratskhelia che viene servito. Cambia pressione su di lui. Dentro ovviamente Simeone. Prova a andare 1 contro 1. Ma preferisce Zielinski. Che ha un po' di campo. Potrebbe anche provare Zielinski. Vai! Mamma mia. Così, Piotr, vai così. Cazzo. Provaci. Così, così. Tirate così, così tu voglio, Zeli. Alla profonda cerca Anghissa. Si coordina di suo mano ancora più da Diavoli. Prova Politano. Ancora Leao che allontana. Pioli batte le mani. Poi fa andare a piattapalle. Rimessa laterale Napoli. 40 secondi. E come dicevi tu, Pioli sa quanto è importante andare al riposo con questo risultato. Giorgio, vattene, chi se ne è un canale che fa per te? 25 secondi da giocare. Si fa vedere Zielinski. È lui che riceve. Va dentro di Lorenzo. Alla cercare il 22. L'anticipo di Fernandes. Va nel calcio d'angolo. L'arbitro guarda il cronometro e lo farà battere. 48:50 parte veloce in Napoli. Ma lui pensa al cross. Palla in mezzo. Mamma mia! Dai, facciamo sto gol, facciamo sto gol. Riapriamo la partita. Dai ragazzi. Ma è finito il primo tempo. Faccio battere sta cazzo di rimessa. Niente, finito il primo tempo. 2-0 Milan. Niente ragazzi, ci vediamo dopo l'intervallo, dopo la sosta. Male. Un po' nel finale ci siamo svegliati. Gli ultimi 5 minuti, ma male. Bisogna giocare, bisogna riprendere da dove abbiamo finito. Cominciare da dove abbiamo lasciato. Perché se riniziamo così magari troviamo il gol e possiamo almeno acciuffare il pareggio, ma vincerla sarà molto difficile. E niente ragazzi, ci vediamo dopo l'intervallo. Dai, forza Napoli sempre ragazzi, sempre forza Napoli. A dopo. Metto un attimo in pausa, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, a dopo.
Oh, cocca, affanculo. Ah. Scaramanzia, ritorniamo come siamo, che è meglio. Scaramanzia, dai, che non mi piace. Ritorniamo così, che è meglio. Ritorniamo come me. Lo studio di Napoliello almeno porta meglio. Porta meglio così, dai. Vediamo se porta meglio così. Vediamo se porta meglio così. Commenta dove cazzo sono venuto. Eccoli. Sonia, facciamo un break. Io l'ho visto giocare dal vivo, posso parlare? Tu secondo me non l'hai mai visto, quindi non giudicare. Parola di Giorgio. Mettiamo un po' di volume. Intanto secondo me il Napoli, soprattutto nella sua qualità migliore, che è il possesso palla. E Giampaolo Panzini invece grande protagonista di questo primo tempo, oltre chiaramente alla Varea, che avete visto prima inquadrato le risultanze, poi vediamo anche il gol. Brahim Diaz è stato protagonista anche proprio nel gol di Leao con un assist bellissimo. E ha fatto proprio quel numero sulla fascia. Quindi. Sì, assolutamente, ha fatto un bravissimo numero, ha dato la palla sul tempo giusto e poi Leao ha fatto tutto il resto, perché questo sicuramente va per ma è stato un primo tempo di sostanza quello di Brahim Diaz, ma come il suo, per quello di Bennacer, che ha limitato molto il gioco di Lobotka. Ho visto anche i due centrali del Milan molto attenti. Lo stesso Fernandez in Milan ha fatto una partita molto feroce, con molta fame, con molta cattiveria. E intanto vediamo anche poi il secondo gol, che è proprio questo qua di Brahim Diaz, anche questo gol importantissimo per il Milan. Sì, molto lucido Brahim Diaz nel filtrare su Mario Rui e poi a calciare in porta. Trova la direzione di Kim. Ripeto, tutto parte comunque da questa sponda poi alla fine di Giroud, la palla sull'esterno. C'è il cross, Kim riesce comunque a intervenire nonostante sia ostacolato, purtroppo poi c'è la sua direzione. Diciamo che per il momento il focus sul duello Leao-Kvara lo sta vincendo Leao. Il Milan è veramente partito subito fortissimo. Poi devo dire che dopo il secondo gol comunque dall'altra parte anche il Napoli ha avuto una bella reazione. Sì, il Napoli ha alzato i giri, questa occasione sicuramente era successa prima, che non era facile da calciare. Poi Kvara ha provato a fare un paio i suoi numeri, però sinceramente la difesa del Milan ha concesso veramente poco. Hanno trovato sempre i raddoppi, sia sull'esterno dalla parte di Kvara, sia dall'altra parte, dalla parte di Politano. Dal Maradona invece adesso andiamo ai nostri studi a Milano dal nostro Marco Cattaneo, che si sta preparando per il post partita, perché questa sera c'è il Sunday Night Square. Allora Marco, raccontaci che cosa sta succedendo lì, siete pronti? Ciao! Ciao Diletta, ciao ragazzi, grande puntata di Sunday Night Square. Dopo il fischio finale di Napoli-Milan sarà difficile contenere Stefano Botti. Chi ci sarà in studio con noi? Oltre a Massimo Ambrosini ci sarà Ruud Kroll e io sono emozionatissimo. Storia del calcio per parlare anche ovviamente e soprattutto di Napoli-Milan con immagini, interviste, contributi e tornare sugli argomenti di giornata. Sì, perché c'è questa lotta Champions sempre più intricata, i problemi dell'Inter, le opportunità delle altre, un mese di aprile molto infuocato e che è stato un weekend con tante cose. Ci vediamo dopo Napoli-Milan con Sunday Night Square. Dopo. Grazie mille ragazzi, ci vediamo dopo allora nel post partita. Domani voglio ricordare che la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi che potete seguire su Eurosport e ovviamente sull'app di DAZN fino all'8 aprile. Domenica di Pasqua invece non perdete la regina delle classiche perché c'è la Parigi. Luca, intanto questa è tutta la carica di Stefano Pioli. Adesso dall'altra parte aspettiamo anche una reazione da parte del Napoli di Luciano Spalletti. Tutto questo tra pochissimo. Grazie mille ragazzi e ci vediamo dopo. Ciao, buon divertimento. Maledetto! Pingu maledetto! Pinguino maledetto! A te la fanculo! Ma sta pubblicità è tutto cazzo! Siccome all'arbitro è merda!
Speriamo in questo secondo tempo. Milan nell'Italia, perché sta vincendo questa sera il Milan nell'Italia. Dai, ti diamo l'accontentino, vinci questa partita e poi quando ci rivediamo in Champions League con Osimhen in campo verranno 2-3 palloni. Dai, l'accontentino, dai, il dolcino ve lo diamo questa sera, vinci questa partita, dai. Che stai meritando di vincere, nulla da dire, però quando verrà in Champions sarà un'altra partita, con Osimhen in campo, sto dicendo con Osimhen in campo. Oggi non ho nulla da dire, alzo le mani e dico che il Milan sta meritatamente vincendo la partita. Sempre Forza Napoli, Pingungu, Pingu, Pingu, tu. Mamma mia. Mamma mia. Adesso buona serata, Forza Napoli e complimenti al tuo Milan, che sta giocando bene. Ma se pubblicità non finiscono più, da zona si fa pagare per pubblicità, poi si blocca ogni 3x2, ma bello proprio. Stavo meglio quando c'era solo Sky, hanno inventato su da zona, poi c'era proprio una figa da luce. Lele Adani, grande Lele, sei stato pure a Napoli. Poi il tiraggio è stato un attimo agonistico da parte della squadra di Spalletti, però insomma sicuramente la qualità poi ci arrivava superiore. Allora, sicuramente hai incontrato probabilmente uno dei migliori Milan della stagione, perché Milan sta giocando una grandissima partita, tornando ai ritmi e ai passi diciamo dello scudetto come prestazione. Io credo che Napoli debba ripartire da quello che hai detto tu, dall'intensità post 2-0, un'intensità feroce agonistica, e poi bisogna ripartire la raga. Voglio vedere dentro Elmas e Lozano, fuori Politano e Zielinski, se questo è Zielinski. O se no Anghissà addirittura, perché anche Anghissà sta facendo una partita in merda. Se Zielinski non si scende, è meglio che se ne esce e fanno entrare Elmas. Ha fatto un tiro all'ultimo a tutti e basta. Ti dico cosa farei subito, fuori Politano e Zielinski dentro Lozano ed Elmas. Sono d'accordo, l'ho detto pure io, siamo d'accordo Rino, perché non è possibile. Zielinski in tutta una partita un tiro ha fatto gli ultimi 5 minuti, Anghissà non agarra nemmeno un passaggio, Politano lo bloccano da tutte le parti, a dove va viene bloccato, niente, c'è da cambiare, ma anche Raspadori, io proverei a mettere anche Raspadori, ti dico la verità, anziché mettere dentro Elmas, vabbè, se no provi, se vedi che se proprio sei messo male, che sta perdendo 2-0, io proverei a mettere addirittura Elmas, Raspadori e anche Lozano, tutte e tre. Cambi modulo, fai quello che vuoi fare, te la giochi, li metti dentro tutte e tre.
Elmas lo puoi far retrocedere ala di centrocampo, Raspadori lo metti al posto di Lozano e poi metti cosa, come si chiama? Chi avevo detto? Lozano, Raspadori ed Elmas. Io li metterei dentro tutti e tre. E ovviamente Lozano al posto di Politano. Guarda, al limite anche Dombele al posto di Anghissà. Sì, anche Dombele potresti mettere. C'è anche Raspadori che ha voglia di scalpitare, di mangiarsi il campo. Dai Napoli, dai, che ce l'abbiamo la qualità in panchina per cambiare la partita. Dai, voglio, forza. Vai Napoli. Ragazzi, comincia il secondo tempo. Napoli 0, Milan 2, 17esimo Leao, 26esimo Brandiaz. Andiamo Napoli. È ispiratissimo, sta bene in fiducia, però la motivazione è duplice, sicuramente a livello individuale, ma anche a livello tattico. Il Napoli, quando lui viene da destra al centro. È vero, ma Raspa non ha molti minuti nelle gambe. Magari lo metti gli ultimi minuti allora, Rino. Gli ultimi minuti al posto di Simeone. Lo cambi gli ultimi minuti al posto del Ciolito. Gli ultimi 15 minuti. Intanto farei subito Elmas e Lozano. Per Politano e Zelinski. Poi gli ultimi 15 minuti butti dentro anche Raspadori al posto di Simeone. Pure io. Paolo Maccarone, va a te, Paolo Maccarone. Sino Maccarone. Piti, buonasera. Ciao caro Napoliello, ti saluto. Spero che tu stia bene, al di là del risultato. Spero che stasera possiamo battervi lo scudetto. Complimenti, ti saluto caro. Complimenti a te e il tuo Milan, Piti, che sta giocando una grandissima partita e attualmente sta meritando di vincere. Un abbraccio e forza Napoli, però, sempre. Che vinca il migliore, cioè il Napoli. Ciao, un abbraccio, fratello. Vai, Lobo! Vai, Kvaratskhelia, vai! Andiamo, saliamo! Andiamo Meret, piglio pallone. Non so se riusciamo a tenere 90 minuti di questa intensità, finora non ha concesso nulla al playmaker del Napoli e a chissà è ben altro in costruzione. Il rinvio dell'apertura a cercare Di Lorenzo per Politano. Buono il recupero da parte di Fernandez. Il vero da parte di Della Serra che vuole favorire Scimo, non si sono capiti i due. E allora il Napoli che recupera il possesso di palla. Lo fa con Ragnar, quindi Kim. Anghissà. Andiamo Anghissà, va! Napoli, vai. Ancora Kim. Kim. Si prende qualche metro, gira verso Di Lorenzo, scende in quella zona. Si fa vedere lo bocca, poi però viene ignorato. Allora ancora il possesso per Ragmani, che trova un corridoio buono per Anghissa di prima, riesce a prolungare per Mario Lui. C'è l'arco Kvaratskhelia, la giocata su Anghissa, non prende palla. Cambachir, poi Calabria può completare il disimpegno, arriva l'intervento da parte di Anghissa. Vai. Andiamo su. Vai Kvara. Nostro, oh, calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Ma come? Ma vaffanculo.
Sabito e merda, hanno scelto proprio, guardano poco, per Napoli, stasera. Tentativo di verticalizzazione, giocata profonda con Giroud che non riesce a tenerla, arriva Kim con calma, quindi Rachmani, Di Lorenzo, sarà una ventosa. Ma Sabito è tutto scemo proprio, veramente, Rino è tutto scemo. Sul panorama ovviamente strepitoso del gol. Vai, vai, corriamo, cazzo. Ma che mi pesa nel coscio, mi pesa. Vai. Ma cazzo. Ottimo anche quello successivo di Leao che può provare a strappare da Lugani in contropiede. C'è Giroud che deve stare attento a poi gioco. Benasser di Morpio. Leao, palla per Benasser, Giroud. Occasionissima. A un passo dal 3-0. Ancora una volta Benasser aveva trovato la giocata giusta. E Giroud ha fatto quello che doveva fare. Sbagliato di qualche centimetro. Non ci siamo proprio. Ci siamo proprio, non voglio l'umiliazione, non voglio essere umiliato a Maradona, Vedete che da fa, porca puttana. Nell'incontro riceve Issa. Lo bocca. Altra appoggio per la salita da parte di Kim, quindi suggerimento su Kvaratskhelia. Può provare ad andare 1 contro 1, Calabria in pressione Kvaratskhelia, al 77, palla Morbi, angolo di destro in mezzo a cercare Simeone, lontana con l'esterno Tonali. Insiste nuovamente Rachmani, viene incontro lo bocca, quindi anche Issa, pressione di Giroud, possesso Napoli. Kim. Lo bocca. Da Cedere Krunic questa giocata. Poi però Bocca recupera la palla, senza fallo, Simeone, bravo Simeone, col testo. Va bene, va bene. Ha visto un'opportunità. Ha trovato e soprattutto non aveva tantissime altre opzioni perché tutti i compagni erano un po' fuori posizione in mezzo a 4 agganciato. per sottolineare l'ottimo piazzamento di Chiesa in quella circostanza per capire che si porta avanti benissimo il pallone, fa una giocata d'attaccante subito. Ha fatto veramente il massimo, era difficilissimo trovare l'angolo da quella posizione perché aveva chiuso tutto lo specchio e guarda di quanto è uscita via. Veramente un soffio. Palla profonda, cerca Giroud, cerca la sponda verso Leao, trova Di Lorenzo in vantaggio, Politano prova a ribaltare, Tonali tocca per un attimo, ancora Politano. Stesso destino nazionale per Politano e Tonali, strancati dalla panca contro l'Inghilterra, titolari contro Matta, giocatore nero intanto fermo a terra, si tratta di Fernandez, con il Diaz, di prende il pallone, si assicura, verifica le condizioni del compagno, poi viene a sé sbaglia stavolta, lo bocca, raccoglie. Anch'essa spazi stretti perché Complimenti al Milan, non c'è nulla da dire. Tonali vince ogni contrasto a centrocampo. Guarda là, guarda là. Brian Diaz un partitore, Leao, Giroud, guarda. Niente, vuoi aiutare, però scirato, porca puttana. certamente il miglior possesso palla e non solo la miglior qualità del campionato dove era la mano. Quest'oggi c'è il programma del Milan fin qui sta riuscendo a limitare. Adesso prova a fare schema, 2 contro 2, giocata verso la bocca, si cogna la bocca, proprio già che finisce. Abbiamo detto, Benasser non può pretendere di seguirlo per 90 minuti, in questo caso se l'è perso e Napoli aveva una potenziale occasione da gol, ha calciato malissimo. Pronto veniamo a il vero. Era dal 10 aprile del 2022 che il Napoli non andava a riposo sotto nel punteggio. Questa dimostrazione, insomma, dei numeri super. Solo 107 minuti sopra il punteggio che ha sperato prima di stasera il Napoli. Mentre inizia qualcosa Kiev sulla pressione da parte dei ziristi, se la cava con grande calma, quanto Mori completa il disimpegno, Leao prova a tenerla viva, il colpo deve essere patato da parte di Lorenzo. Cerca e prova il movimento di Simeone che subisce fallo. Fallo, ha fischiato un calcio di punizione, un fallo ha fischiato. Ma è una chiova. Allora, Bot che il tiro da fuori non è cosa sua, proprio niente. Calabria, c'è anche Ibrahim da quelle parti, Kvaratskhelia, ancora Giorgiano cambia tutto.
leggermente giù, la pressione di Fernandez, altra contro per Di Lorenzo, quindi lo bocca, Anghissa, Politano, si accetta, lo bocca, ancora il lavoro da parte di Rachmani, quindi Di Lorenzo, nuovamente Rachmani, lo bocca, vi ricordo domani sera ovviamente lunedì di campionato, domani sera sarà Sassuolo Torino, Super Tele, agli occhi di anche Fabio Cannavaro, palla e mezzo, che Vai, mamma mia! Cazzo. Posizione iniziale perché ha dato per scontato che Kim mettesse la palla dietro, invece ha calciato forte verso la porta e ha dovuto recuperare un errore di piazzamento. Voglio vedere ovviamente molto interessante la passata da parte di Kim. Adesso è proprio Kim che riceve, però nella sua metà campo, sulla pressione da parte di Giroud, corto campo, vede Gazzide, vede. Primo cambio per Pioli, Saelemaekers al posto di Brahim Diaz, avevamo detto non era al 100%, anche se poi la tiro l'ha messa. Corto campo, Napoli Alessio. È cambiata la storia, nel senso che adesso Rachmani, Zilinski va, questo vuole che Spalletti per riuscire a trovare il Geograno. Cosa dà? Basile è molto nervoso con l'arbitro, difficilmente lo vediamo nervosissimo. Il direttore di gara se ne porta anche Spalletti e gli sta dicendo calma, calma. Piano piano, dai, piano piano, vai Napoli. Andiamo su. Vai! Mamma mia! Ma... Si attende ancora qualche istante mentre indicazioni di battito più che mai Avete la faccia, via. Sì, perché il Tomori dice non seguire, non uscire subito, attento all'inserimento perché sennò ci portano a spasso. Era quello il gesto delle mani. condizioni da verificare, cambio. Dentro dunque Saelemaekers, poi Brahim Diaz. Ovviamente da verificare per le condizioni. Era una partita di altissimo profilo. Questa è la soddisfazione personale. Con il gol del 2-0 ha stato un cambio decisivo. In precedenza quello di la parte di Kim, ma ovviamente il gol di Brahim Diaz. L'ha presa in faccia Magnani. Sul primo gol, che fin dai primissimi minuti era sembrato inserito da Magnani. La recupera. Calcio la gol del Napoli, che può attaccare. In area di rigore ci sono 6 saltatori del Napoli. C'è anche Mario Rubio virtualmente a sostegno che c'è il pallone da Zilinski. Andiamo, vai giù. Subito fuori area. I 6 al centro della di rigore, lo tocca l'ultimo uomo per qualche avversario. Ecco la Giuli. Ancora Zilinski. Ecco la bocca. Cicoglia. Non funziona qui lo schema del Napoli, era quello che cominciava dalla tre quarti. Mariuppi, quindi possesso per la bocca, sotto gli occhi di Spalletti, porta girando la zona di Rachmani, l'apertura verso Di Lorenzo, la pressione di Tonali, adesso Politano, da quelle parti c'è Fernandez, Politano, da punto, uno contro uno, Politano. Vai. Politano, cross, profondo, secondo palo, cercare con la schegna, se perché si considera su di lui, Mario Rubio, si compie la Vai! No, cazzo! Hai saltato troppo a Brest, Di Lorenzo. Vai! Vai now. Forza, vai giù. Il Napoli che era bisogno di un episodio, ha bisogno di trovare quel gol che rimetterebbe in piedi la partita e sta alzando di molto l'intensità, la velocità del palleggio. Andiamo a campo con le Gazzine, bene? Sostituzione di Diaz dettata da un problema all'adduttore. Sì, abbiamo visto una camminata non perfetta, ovviamente la sua partita
tutto faceva pensare a Leao, che era una sostituzione anche a Oh. Leao. Cazzo non la fa. È finita, ragazzi. 3-0 Milan, doppietta personale, si sblocca come in questa serata, mette un punto esclamativo pesantissimo. Finita. Gigante, vero, un punto esclamativo gigante, ma consenti di sottolineare l'ennesima palla recuperata di Tonali. I giocatori del Napoli stanno protestando proprio su quella palla recuperata che ha dato il via all'1 contro 1 di Leao con il Napoli sbilanciato. E Leao, che gol! Ecco la palla recuperata di Tonali, l'ennesima stasera, l'ennesima, e da lì parte con Di Lorenzo fuori posizione, 1 contro 1 di Leao con Ragvani, la cilindrata è diversa, e che gol che fa! Sì, perché c'è prima la finta di entrare, poi a fondo la conclusione Mancina. Il 3-0, doppietta per Leao. Dopo 11 partite consecutive senza gol, una serata super nella notte della sua sfida con Kvaratskhelia, che di gol in campionato ne ha fatti 12 con 10 assist nella sfida fra grandi talenti. Questa sera Leao si sta ritagliando una grande soddisfazione. E questo è un risultato comunque severo e diciamo che nel momento forse migliore dell'intera partita Il Napoli stava spingendo, stava costruendo occasioni, questo non c'è alcun dubbio. Vediamo protagonista in un paio di circostanze. Questa azione Bisogna fare gol, bisogna fare, no? È un'umiliazione, 3-0 in casa. regolare, gol confermato da Dudicente, e dunque 3-0 Milan. Un teggio pesantissimo dal punto di vista numerico, ma soprattutto in un momento in cui Napoli onestamente stava spingendo, stava costruendo occasioni, stava dando la sensazione di poter trovare il gol del 1-2. e anche un fattore psicologico che può essere determinante per le prossime sfide di Champions, perché chi avrebbe immaginato un passivo così dopo 60 minuti al Maradona? Assolutamente. Poi il tema di partenza anche della nostra telecronaca. L'intervento da parte di Bocca, che c'è da dire che è vero, il momento migliore del Napoli in questo avvio di secondo tempo, ma a parte minuto fa c'è stata anche la palla con Giroud sull'altra di partenza, praticamente nella stessa zona quella del gol di Leao, quindi il Milan comunque pur nella sofferenza che c'è stata in questo avvio di secondo tempo abbia confermato la sua pericolosità. Michele Cicciotto, buonasera, dai, va bene perderla, era quasi scontato, devono tenersi carichi un po' per la Champions. Speriamo. Speriamo, Michele, speriamo. La Champions lo sai che è contro il Milan di nuovo, si rigioca con il Milan. Speriamo di avere Osimhen a disposizione, guarda. Però oggi, al di là dell'assenza di Osimhen, non mi è piaciuto il Napoli. Grande Milan, ma il Napoli non mi è piaciuto. Abbiamo avuto qualche sprazzo nel secondo tempo buono, ma poi... Possibilità per Benacer, palla sul bacino, riapre ancora Tonali questo controtempo, esce il Napoli dall'altra parte, Politano, cerca il Luis per Marco, quando sta entrare Krunic, arriva anche Gianno, sarà il calcio di Luis alla verità. Si spende un fallo tattico Krunic, anche Krunic sottolineiamo pure nella prestazione non evidente, ma è sempre in posizione come franchi frutti davanti alla difesa del Milan. Sicuramente nel centrocampo del Milan, Brahim Diaz, Tonali e Benacer hanno fatto una prestazione migliore di Krunic, però è bene sottolineare quel lavoro oscuro comunque anche sporco se vogliamo, anche da equilibrio, no? La corsa in più a coprire il buco lasciato dal compagno. 63 3-0 Milan dunque clamoroso a Napoli. Blocca ottima la sua giocata Di Lorenzo, grande campo, c'è Tonali in quella zona, Zilinski può salire, accompagna nuovamente a Chissà, Zilinski ancora, tentativo di apertura, la deviazione, la tira in calcio d'angolo, ha toccato di testa Sette dunque corner per il Napoli. Kvaratskhelia dalle parti del calcio d'angolo, sta arrivando Mario Rui,
offrirgli un'alternativa. Senza Malati, per me una malattia, malattia. con il destro in mezzo, come potesse allontanare Michel, insiste ancora Mario Lui, Malattia. palla per Kvaratskhelia. Ancora Kvaratskhelia. Vai, vabbè. E sono queste le situazioni in cui si sente di più l'assenza di Osimhen, questa poca presenza di gioco aereo su questi cross. Malati. Restano strepitosi, monumentali, 25 gol stagionali. Bisogna considerare che senza la in autunno intanto Fernandez, ancora campo aperto per il 4 no, ti prego, 4 no. Vaffanculo. Vaffanculo. Ci manca solo che ci fanno 4-0. La distanza tra le parti dove il Napoli non riesce a tenere, perché sono tante le situazioni di possibile transizione che il Milan ha. Primo cambio del Napoli con Dobbelé, con Elmas e con Lozano, proprio entrare in campo. Tutto questo promessante. Prima però, ancora da una parte di Benasser, che ha ricevuto la Fernandez, possibilità per 1 contro 1, preferisce ricominciare qualche metro dietro. Krunic, Cederkerz, in aggressione Mario Lui, ma se ne va via al 56, ancora con Ali, contatto, Giroud con lo scambino a cercare Cederkerz, Kim, legge bene, quindi lento. Quando un allenatore ne cambia 3 contemporaneamente, sicuramente non è proprio soddisfatto. Paolo Simeone, chiuso all'intervento di Chiesa, prova a combattere nel mezzo, lo bocca, vince il duello della serra, ancora Tonali, vedi Fernandez, Tonali ancora, Krunic, Chiesa, aperto per Calabria, occhio alla sua avanzata. Altra volta verso Cederkerz si accenna, Cederkerz! Incredibile! Cederkerz è partito da casa sua e ha fatto il gol del 4-0 Milan. Incredibile, una percussione centrale, ha fatto un gol strepitoso, ma troppo facile aver penetrato una difesa come quella della Napoli capolista con questa facilità. Pezzi di merda. Ma che cazzo? Merda. Il terzo gol stagionale, vediamo. Insomma, della serata che dovrebbe essere delle grandi serpentine, dei grandi specialisti della materia. Cederkerz fa questa cosa qui, conservando lucidità fino all'ultimo, saltando tutti i difensori del Napoli e trovando la soluzione vincente, palla tra le gambe di Meret. Io credo che ci sia anche una sorta di piccolo calo psicologico, contraccolpo psicologico, perché la grinta mancante con cui i difensori centrali del Napoli hanno chiuso questa percussione è evidente, sicuramente è un momento di down. I cambi del Napoli adesso ovviamente nella testa di Luciano Spalletti c'è da un lato l'aspetto psicologico, tenere la squadra lentamente aggrappata a questo match, perché è comunque importante, c'è un corpo di gara da giocare. Dall'altro c'è il tema anche del minutaggio, della gestione delle energie, perché sarà particolarmente intenso. E quindi triplice sostituzione del Napoli. Vedremo che cosa potranno dare. I 3 nuovi arrivati. Metà di presa clamorosa, 4-0 Milan, con Leao, Brahim, Leao, Cederkerz, dove a tra poco andiamo dalle parti di Alessio e Giuseppe per farci raccontare qualcosa di più dei campi, ci andiamo fra un attimo, poi facciamo giocare il Dobbelé, che non so bene sentire Lozano, in protesta da parte del giocatore del Napoli, voleva una spinta, vedete, plateale, la sua protesta nel campo. Ha preso benissimo il tempo, era comunque fuori area, spinta sembra esserci, fuori area. Sembra fallo perché la spinta viene sul centro della schiena, non spalla. Quindi Io lo so. Palla dentro Calabria, anticipo per un'altra parte di Mario Rui, allora andiamo adesso, quando campa
Spalletti si è concentrato sul consolare i tre che sono usciti, una faccia incredula quella di Matteo Politano, quasi senza spiegazioni. Zilinski invece era molto arrabbiato, e i tre che sono entrati ha chiesto qualità. Ah sì, qualità, e ovviamente immaginiamo concentrazione, connessione, perché c'è ancora da giocare parecchio, 20 minuti più recupero. Questi 20 minuti più recupero sono importanti per il capo dal punto di vista psicologico, no? Per il assolutamente, perché questa è talmente imprevista, è stata una squadra talmente dominante, è talmente dominante se guardiamo la classifica, la squadra con più punti prima di questa stagione del campionato, ma non in Italia, in tutta Europa, con una guardata di gioco talmente clamorosa da trovarsi sotto di 4 gol in casa. Insomma, una situazione Umiliazione, che merda. ovviamente squadre di chi dei suoi. Fa bene a non aggredirli, fa bene a cercare di supportarli, cioè quello che abbiamo visto sul quarto gol è quello che stai dicendo tu, Pier, c'è quasi uno scoramento psicologico totale. Sempre Gerz, andiamo a vedere le parti di Pioli, immaginiamo, ci andiamo per un attimo, perché da guardare sopra le carte è servito Giroud, adesso Benasser, ancora Benasser, la fa per una mezz'ora dentro Giroud, poi Akbani, va all'anticipo, sarà calcio d'angolo, vede. C'è stato dopo il gol l'applauso da parte della panchina al lavoro in fase difensiva perché si stanno allargando i due centrali, scende tra di loro Krunic per consentire sulla destra di salire a Davide Calabria, e da questo, da una salita proprio del terzino destro del Milan, è nato il gol, quindi un aggiustamento in fase difensiva che sta portando. Adesso occhio alla battuta del calcio d'angolo per il Milan con Ali e con Benasser dalle parti del pallone con 5 saltatori rossoneri, che sta arrivando il momento di Retic che intensifica il riscaldamento. Occhio al corner, battuta cercare il colpo del terzo Comodi, poi Mario Rui anticipa il proprio portiere, è lui stesso da allontanare, palla che viene fatta ribalzare da Benasser, alla fine esce, sarà rimessa con le mani per il Milan. Giroud, ha aperto ancora Benasser, accompagnato all'uscita da Rachmani, c'è anche Lozano in quella zona, tocca Rachmani. Davvero sorprendente per una squadra che ad esempio fuori casa in Serie A subisce da 664 minuti e che ha fatto 14 clean sheet, 14 partite senza subire nel 27. Quello che sta invece avvenendo in questi 71 minuti. E complimenti per la parte del Milan che è rientrato nel secondo tempo non solo per speculare sul vantaggio di 2 gol, ma per continuare a giocare con una tranquillità. Dove qualcuno per testa da parte di Krunic, doppio cambio Boniti, Rebic del Milan, fra un attimo, tanto vediamo. La pressione di Simeone. Fernandes, altro appoggio, proprio uscire il Milan. Ancora Tonali, ha arrivato bene per un altro da Napoli, ancora Tonali, altro pallone, lavorato benissimo. Il giro di Benasser che va a cercare Giroud, il colpo di testa di Kim, la copertura di Akbani, la partenza del Napoli, l'avanzata di Anghissa, buona apertura del Lozano che può provare ad andare, prende la posizione al centro, Simeone, ha dentro anche dove prova, Lozano curato da Kier, quindi Benasser, adesso squadra che inevitabilmente si indubbia. Tonali, sempre Kerz, galvanizzato anche dalla potenza individuale, ancora sempre Kerz, per poi il volere appoggiato il calcio d'angolo indemoniato. Che sfaccim, che sfaccim. Doppio cambio del Milan, rivediamo, doppio cambio. Facciamo diventare Saelemaekers Pelé, facciamo diventare. Che cazzo, facciamo diventare Cristiano Ronaldo, facciamo diventare. Porca fame. Dicevo Nicky, e qui vale in maniera, diciamo, simmetrica, diametralmente opposta per lo stesso ragionamento che facevamo, che qui ovviamente ci sono valutazioni, minutaggi da tenere in considerazione, aspetti psicologici, dunque Pioli da 17 minuti di recupero alla Righi, che possono essere importanti dal punto di vista fisico, dal punto di vista della presenza, del sentirsi parte del gruppo, di poter essere utili alla causa.
Eh sì, Rino, ci ascoltavo questa partita. Vedete che Bonucci va proprio a prendere la posizione È una lezione, ci deve servire da lezione questo. di altissimo livello. Tonali, la battuta con il destro, Che non è scontato nulla. Che io sentivo già Napoletano a dire col Milan è facile, c'eravamo 3 palloni, non è scontato un cazzo. Ci hanno fatto 4 gol, meritatamente. È quello che prima di giocare tu non devi mai sottovalutare l'avversario. Il Milan è una grande squadra, io l'ho sempre detto. Poi che il Napoli non abbia fatto una partita, non era con la testa, ci può anche stare, ma il Milan non si può dire che non abbia meritato, ha meritato, però in Champions bisogna giocare con un'altra testa, un'altra mentalità, che non si possono fare queste figure di merda così. 4-0 in casa, umiliazione. Si può perdere con il Milan, ma non 4-0. l'entusiasmo di così Mario lui, con Mancino dentro. Paraschelli, adesso non bassa ancora, con tocco sotto Mediana. Presa comoda, a 15 minuti più recupero dal termine della gara. Attentissima la difesa del Milan che stasera ha sbagliato veramente poco. Chi è? L'ultimo passaggio di Donati, palla per Mediano, che sbaglia, ecco qua, l'errore di Mediano, quello che ti aspetti Lozano, prova a mettere dentro la Paraschelli, ancora la seconda possibilità, ancora con il testo, palla che finisce là, che avete sentito il buono dei tifosi del Napoli che volevano un contatto col braccio, Credo fosse con la nuca. esatto, credo anch'io, ovviamente qui c'è in corso il check, Manetti già visto e dice Luca, vediamo, velocissimo Manetti, Luca, c'è un dubbio, è quello, anche di Marco dell'altro, mi sembra tutto mi mette ora quest'altro, se ne mette ora e mette Spalletti e mette ora e mette. Napoli che non deve assolutamente per una serata storta contro un avversario importante quale è il Milan perdere il filo complessivo della stagione Sì. di cui parla Assolutamente, e Spalletti con grande intelligenza lo ha capito fin dal primo svantaggio, ha sempre sostenuto la squadra perché di questo ha bisogno. sai che la scritta arriverà ovviamente anche da parte dei tifosi perché insomma i numeri e la bellezza che il Napoli ha regalato fino a questo momento è tale da non assolutamente essere inficiata da questo match, però stasera sta succedendo qualcosa di importante soprattutto per il Milan, per il senso di autostima, per la qualità dei rossoneri E perché sono tornati a giocare 4 Fernandes letta bene questa situazione, riparte il Napoli, lo fa con Anghessa, palla dentro a cercare il tentativo proprio di Raspadori, appena entrato nel retardo c'è fermo dall'altra parte Fernandes, dentro di gara a verificare le condizioni. È meglio che torniamo coi piedi per terra. Bravo Rino, bravo, è così. Qua già si stava festeggiando tutto. Già stiamo festeggiando qua a Napoli. Il vantaggio c'è, è enorme, però bisogna arrivare a vincere, arrivare alla matematica per poi festeggiare. O quantomeno che ti mancano pochissimi punti. Tu lo fai quando mancano ancora 11 partite. Va bene? Secondo palo Mediano non ci arriva, palla che resta lì e poi invece il portiere fa scendere. Dopo una prima uscita non perfetta. E qui c'è il momento della sfida che si potrebbe dire sottolineata, insomma lo scudetto sul petto dei propri giocatori. Quelli del Napoli sognano il trionfo, pertanto rimane assolutamente confortante. E poi ovviamente ci sarà anche la doppia Superfine Champions League. Intanto Raspadori porta questo pallone, arriva interamente la parte di Fernandes.
la deviazione da parte di Anghissa. E possiamo dire che con questo risultato diciamo anche la sfida di Champions che sembrava un po' sbilanciata prende un equilibrio maggiore. Assolutamente. Se guardiamo la classifica, la distanza tra le due squadre anche dopo questa partita rimane significativa, ma la dimostrazione di forza, di presenza, di qualità del Milan di stasera è evidente, evidentissimo. Chier a proposito la zona ancora di Calabria che va praticamente possesso per della Serra, appoggiato su Xavier Hertz, c'è lui in quella zona, si accentra ancora il 56, quindi ritorno per lui, dopo lo scambio con Rebic. Quindi Tonali. Nemmeno un gol siamo riusciti a fare, ma ti rendi conto? Nemmeno un gol. Oh. Ma ci rendiamo conto. A Juve da fallì, hanno fallito per tutti i scudetti rubati, tutte le cose che fanno. Anche un po' infreddoliti in questa serata, piccolo tifoso del Napoli, tutto l'affetto del padre. Tanto gli ridanno i 15 punti, si sa, gli ridanno i 15 punti. Diversa, una stagione comunque fin qui favolosa per la squadra di Spalletti. Qui Hernandez legge bene questa situazione, solita grande presenza, Fabio tocca lui per ultimo, la direzione laterale di Russa. Altro cambio. Fuori Kim, dentro Marcello, fresco di rinnovo contrattuale, via 25, corruzione poi. Il corner del Kim, l'urlo Kim, e l'abbraccio dello Spalletti in questo momento, oltre all'ingresso in campo di Juan Jesus. Adesso possesso ancora per il Napoli, può manovrare con Elmas. Juan Jesus ancora orizzontalmente. Quindi possesso per Anghissa, imprecisa la prima giocata. Altro appoggio alle sue spalle, 9 minuti per recupero della gara. Altra giocata nella zona ancora di Valeroni, che può provare, tentativo di cross con Calabria che allontana. Alla caccia del pallone nuovamente Elmas, 1 contro 1, Sergio Kerzi in pressione su di lui, altro appoggio verso Domenica ha ricevuto la Anghissa, prova ad andarsene della Serra, prova a terza al 4. Marco, una partita storta, io non lo so. A me mi preoccupa anche questi troppi addobbamenti, questi troppi festeggiamenti a Napoli prima di uno scudetto ancora non vinto, un campionato ancora non vinto, già c'è tutti questi festini qui. La testa non c'era stasera. Oltre che il Milan ha fatto una grande partita, non c'era la testa dei giocatori del Napoli. Perché si può perdere con il Milan, ma non così, non così. Non l'accetto a perdere 4-0 in casa, non lo accetto. Infatti bisogna stare con i piedi per terra, non abbiamo vinto niente. Da questa sconfitta dobbiamo prendere lezione, dobbiamo imparare nelle prossime partite e portare rispetto a qualsiasi squadra andiamo a giocare. Il Milan, sentivo tifosi del Napoli, il Milan lo diamo 3 palloni, 4 palloni, abbiamo visto, ce l'hanno dati loro al Maradona 4 palloni, e meritatamente, porca puttana, è quello che mi fa incazzare, che non siamo nemmeno stati capaci di fargli un gol, di fargliene uno, nemmeno un gol abbiamo fatto in casa nostra. Vai, mamma mia, niente, non lo fa. Serata storta in tutti i sensi.
Fatto Francesco, noi siamo sempre stati scaramantici, mi pare strano festeggiare così con largo anticipo. Bravo, infatti, Rino. Troppo presto. Sembra che la scaramanzia ora all'improvviso, 11 partite prima, senza matematica, a farsi si bandiera a colorare tutta la città. Ragazzi, stiamo con i piedi per terra, perché poi quello che si fa in città si trasmette anche ai giocatori in campo, che poi magari in campo non vanno nemmeno più con un'attenzione del genere, ma vanno disattenti con la testa altrove. E questi sono i risultati. No, quello sicuramente bisogna fare i complimenti al Milan. Raspadori se l'è mangiato, almeno il gol dell'1-4, però serviva a poco. Vabbè. Fare silenzio e pedalare, sono d'accordo. Io guardo il calcio da buon tifoso, lo so. Papà. Oh. Grazie papà. Papà. Piti, bravo Napoliello, sei sportivo, mi dispiace per te, godo per i napoletani che ci volevano dare 10 gol in 3 partite. Dai, vedremo, ti saluto fratello. Un saluto Piti e complimenti per la vittoria, avete meritato, strameritato di vincere. A presto, un abbraccio, forza Napoli. E José non bisogna mai festeggiare prima, sono d'accordo José. Sono d'accordo. Però non mi piace i tifosi che stanno dicendo i cori a De Laurentiis. Non mi piacciono i tifosi che fanno i cori a De Laurentiis per una sconfitta. Non se lo merita il presidente. Non se lo merita. Siamo noi, non noi, intendo io o qualcun altro che è fuori da Napoli. Ma chi è a Napoli? La colpa è dei tifosi che sono a Napoli, che stanno addobbando la festa, stanno cominciando a sparare, a fare se cazzo di cavolate, che poi trasmettono tutte ai calciatori. Bisogna stare un attimo con calma e con i piedi per terra, aspettare quando arriverà quel momento, che fino adesso ancora non ci siamo vicini. Mancano ancora 10 partite, è lunga ancora. Infatti io sono d'accordo, è quello che dicevo mo. Fanno usando, fanno il tono. Possesso Napoli a 2,40 al 90esimo. Sarà ancora numero 5. Apertura verso l'Elma sotto gli Pioli che ci tiene a mantenere anche in questo finale tutte le attenzioni del caso. Buonasera Noemi, buonasera, è Forza Napoli. Non ci voleva proprio, ragazzi. Va bene. Comunque se devo scegliere fra questa qui e le 2 partite, il doppio confronto in Champions, scelgo di perdere questa partita qui. Ovviamente non così, non 4-0 in casa, perché questa cosa qua mi fa andare fuori di testa, mi fa scipazzi. Non lo posso accettare di perdere 4-0 in casa. Che sia il Milan, che sia il Lecce, che sia la Juve, chi è? Perdere 4-0 a Napoli è un'umiliazione e fa male, ragazzi. Brava Noemi, anche io Noemi.
tifosissimo, però oggi mi stanno facendo morire. Speriamo, Rino, speriamo, perché io altre figure di merda non le voglio fare così. Ora sta partita ci darà la lezione. Speriamo che hanno capito anche i tifosi a Napoli, quelli lì che addobbano e fanno stanno facendo i festini la domenica. Speriamo che hanno capito che questa partita ci serve da lezione, non solo i giocatori, ma anche parte dei tifosi. Sono sicuro che anche il mister Spalletti supporterà i suoi ragazzi dopo questa serata, perché è quello che deve fare. Sarà un bel lavoro psicologico da una parte e dall'altra, mentre più minuti di recupero, dunque Ma 150 secondi da giocare, poco di più. Tantissimo finale del match. è niente. Juan Jesus a proposito di giocare con Gamma Rabbani. Quindi è Che delusione, tanta Noemi, tantissima delusione, amarezza, proprio o fegato amare, guarda. Io penso tutti i tifosi del Napoli, tutti, quelli che amano il Napoli, che amano la maglia del Napoli, no quelli che perché poi ci sono tanti che vanno a vendere bandiere e non se ne fottono proprio un Napoli, pensano a fare i soldi e basta. ufficializzati 2 minuti di recupero. Eccolo qua scheda, dove va a cattura la parte di Selve Hertz. Ancora qua, prova, 1 contro 3. Guarda, ma passa la palla, ma guarda, di Maradona ce n'è uno solo. Tu sei forte, ma non sei Maradona. Sì, adesso guarda, sta cercando diciamo, il gol, ovviamente a tutti i costi, un po' da solo contro tutti. Infatti anche Spalletti lo riprende perché è nervoso anche questa protesta che ha avuto con Campano. Per la terza volta consecutiva il Milan vince in casa del Napoli. Bisogna tornare al periodo tra il 48 e il 51, dunque una storia ricchissima per trovare 3 vittorie consecutive del Milan in casa del Napoli. E la cosa fa ancora più notizia perché in realtà nelle ultime 17 partite Napoli ha vinto, Milan ha vinto soltanto queste 3. Per il resto la vittoria del Napoli, 5 pareggi, dunque la tendenza degli ultimi anni. Quello sicuro, Rino. Poi una sconfitta così pesante, mamma mia. Ora bisogna vedere con la testa le prossime partite. Speriamo che Spalletti li sa risollevare, gli sa dare lo stimolo che li porta a fare i risultati, perché ragazzi una botta pesante così fa male. Speriamo bene nelle prossime partite. Vai Lozano. Nemmeno il gol, dai, nemmeno la soddisfazione di fare un gol in casa. Venerdì c'è Lecce, appunto. E bisogna vincere. 4-0. Niente ragazzi, ci vediamo venerdì sera per la live di Lecce Napoli. Vi ringrazio a tutti quanti per avermi fatto compagnia e per vedere questo scempio, questa partita che non è valsa la pena, ci ha fatto solo fegato amaro. Speriamo nel proseguimento. Rino, vabbè, ci rifaremo. Va, un abbraccio grande a tutti quanti. Boomer, buonasera e forza Napoli. Grazie Noemi per essere passata qui. José, grazie Rino, tanto ci riacchiappiamo io e te come sempre. Un bacione a tutti quanti, a José, a tutti quelli che siete passati in live, a Sony, tutti quanti. Se mi dimentico qualcuno, insomma, tutti quanti. Buonanotte a tutti ragazzi, vi aspetto per il post partita perché farò il video. Buonanotte a tutti ragazzi, alla prossima, a venerdì. E forza Napoli dal vostro Napoli l'87. Buonanotte ragazzi, buonanotte. Forza Napoli sempre, al di là del risultato, sempre forza Napoli.